Giovanni, durante la seconda guerra mondiale lei era un giovanotto di belle speranze. Cosa si ricorda della guerra? Mi ricordo quando che i partigiani gli formavano un fronte qua a Corosuglia, nella parte della mitraglia, presa, e l'altra era messa mitraglia là sul stretto della strada che va a piedi su, insomma. E i tedeschi, qua i partigiani comandavano, non ricordo mai le sole delle colline, e i tedeschi erano su a affrontare i partigiani, sono venuti su e sono venuti fino a Sorio. Allora a Sorio io avevo mia zia, perché non potevo stare qui a Cison quando che è venuto qua gli alpini, avevo paura che mi beccasse e mi potesse con gli alpini. Giovanni, poi lei, finita la guerra, ha fatto il militare. Dove ha fatto il militare? Ho fatto il militare, prima ho fatto il carro qua, a Monigo, sì, quello stavo alpini. Dopo ho fatto il militare molto udinese, battaglione Tornado, compagnia 39, plotone mitraglieri, e ho fatto il militare lì, a Moggio Vignese. Erano anni difficili, l'Italia era tutta da ricostruire, bisognava tirarsi sulle maniche e lavorare tanto. Purtroppo, ma allora c'aveva delle speranze che tutti quanti avevano tanta voglia di lavorare e di affrontare sacrifici e economia. In quegli anni là, insomma, c'era tanto da lavorare, bastava tirarsi sulle maniche, poi ha costruito questa casa, questa bella casa qua a Cison. Sì, guarda, ma in poche parole, là c'era 3-4 presidenti di quelle cooperative che avevano un slancio enorme e dicevano: adesso è il momento, bisogna far debiti, bisogna affrontare, far debiti e far mutui e andare avanti. E così ho fatto anch'io. Poi Giovanni si è sposato. A parte il matrimonio che è nato più che bene, è nato perché la prima volta che lei mi ha visto sul Belluno, da quella volta lei era cacciata proprio sulle mie braccia, con tutto il cuore e la gentilezza. Giovanni, cosa si sente dire oggi, il giorno del suo compleanno, 91 anni, ben portati, lucidissimo, magari arrivare come lei a 91 anni. Cosa si sente di dire ai giovani? Cosa si sente di augurare ai giovani di Cison? I giovani di Cison, quello che penso io, di puntare un pugno, affrontare e avanti.